Florin, domani tu e Lamberta andate a trovare la dottoressa De Burgio. Di pomeriggio e senza scorta. Va bene, Don Saro, ma deve essere una morte lenta o veloce? Fatela sentire come se fosse nello stato di cattività. Ci pensiamo noi, Don Saro. Amore, Florin. Dottoressa! Ah, dottoressa! Accanciare mistero! Devi dire al tuo collega, all'ispettore De Lucio, che Don Saro Barrano non avrà pace e non sarà soddisfatto fino a quando non avrà pagato per quell'infamia ricevuta. Ciao, Rufai! Vieni, dove sta? Portaci questo messaggio allo sbirro e pulisciti, puttana. Pronto? Commissariato di polizia. Pronto? Sono la dottoressa De Burgio. Dottoressa De Burgio. Mandate una pattuglia al B&B Max, sono stata violentata. Come violentata? Aspetti, si calmi. Un attimo. Le mando subito una pattuglia. Anzi no, lì ci dovrebbe essere l'ispettore con i suoi uomini. Attenda lì. Va bene. Adesso lo avviso io, subito. Arrivederci. Pronto? Pronto, ispettore De Lucio. Mi ha telefonato la dottoressa De Burgio. L'hanno violentata. La dottoressa violentata? Sì, andiamo subito al B&B. Sì, andiamo. Ragazzi, al B&B, veloce!
Andrea, che è successo? Che ti hanno fatto? Sono stata violentata. Da chi? Sono stati i picciotti di Barrano. Mi hanno detto di portarvi questo messaggio. Lírico en la casa. Ellos están buscando cámaras, yo estoy buscándome el efectivo. Me tratan de matar como quiera les salgo vivo. La cotorra que tengo lo manda para el intensivo. La guerra no ha empezado y ya se le acaban los tiros. Afuera tengo un panamera. Saluzzo Barrano. Salimos para la carretera, la gente a mí me pregunta y yo le digo que yo estoy en Marianela, 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 y yo le digo que yo estoy en Marianela, 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 y yo le digo que yo pasa. Súbeme la música DJ, ¿qué pasa? Dame una botella de gay, ¿qué pasa? Salutiamo, Marescia. Salutiamo. Guarda che l'ispettore De Lucio ci sta rompendo la minchia. Mi segue, vi perseguita. Non ne posso più. Dovete risolvere questo problema. Questo problema? Ma tu sei matto. Tutte le forze dell'ordine ti stanno a cercare. E tu vieni qui che mi stai creando un problema grosso. Ma ti stai rendendo conto? Ti sto rendendo conto, Marescia. Cercate di risolvere questo problema. Sta camurria. Se no dovrò pensare che il problema sarete voi. Salutiamo. Salutiamo, non so. Ma guarda questo qui, la causa sono io. Devo risolvere il problema. Pronto? Dimmi. Ah. Questa brava persona esce pure alla luce del sole. Addirittura alla Maddalena. Ma mando subito una pattuglia. Grazie per l'informazione. Francesca, dobbiamo ritornare di nuovo in quel locale dove siamo stati la settimana scorsa. Era un bel locale, un ottimo sushi. Quale hai preso? Allora, io ho preso quello là con il salmone ripieno di Philadelphia. Era buono veramente, un'esperienza sicuramente da rifare. Eppure non sarebbe una cattiva idea. Li portiamo noi in un posto buono. Ma non te cinesi. Ah, una Florina, 4 stagioni. E 4 stagioni, 4 stagioni. Starò a mangiare. Signore, vi spiego quello che abbiamo nel piatto. Abbiamo un cornettino con ripieno con salmone e Philadelphia, carpaccio di pesce spada fatto con granelle di pistacchio, carpaccio di tonno con granelle di nocciola e grassa balsamica, cocktail di gamberi in salsa rosa, insalata di polipo e crostino di alici. Una buona cena. Buon appetito, mangiamo. Ah, prego, grazie. Comodi, state comodi. La polizia? Oh, la polizia? Oh, ma che è? Una resa? Niente. State tranquilla, ma. Florenzo Durante d'Ausilio, detto Florin, e Lamberto Taibbi, vi dichiaro in arresto per lo stupro della dottoressa Andrea De Burgio. State serena, salveremo tutto. Come sempre.
Poi chiamate il mio avvocato. Avanti. Falli entrare. Che ci siamo accomodati, che sei a casa tua. Poi hai portato un liquore, un qualcosa, un caffè. Dai, spogliatevi! Non mi hai capito tu? Spogliati! Dai, veloci! Che non siamo a casa vostra! Bravi, bravi. Ci rivediamo, Florino. Ti sei divertito con la dottoressa De Borgio? Ah? Parla. Fate l'inginocchiata. Flori, me lo dici dove si trova Barrano? Parla! Io non parlo. Io sono un uomo d'onore. Mi potete ammazzare. Io non sono un traditore. Ma devi cantare, ragazzi! Lui non parla. Allora me lo dici tu dove si trova Barrano? Dai, dimmelo, e ti mando a casa da tua moglie e dalle tue figlie. Dai, dimmi. Portateli via. Portateli via! Forza, andiamo! Muovetevi! Ispettore, che dobbiamo fare con questi? Appuntato, buttateli fuori. Tanto dopo una settimana escono, perché abbiamo bisogno delle prove. Giusto. Va bene, ispettore. Noi abbiamo bisogno delle prove. Buttateli fuori. Va bene. Portiamoli via, via, buttiamoli fuori. Oh, amore mio, dove sei? Papà torna presto. Ti ho lasciato i soldi nel comodino, mi raccomando, eh? E non ti fidare di nessuno. Non ti fidare di nessuno. Vabbè. Ciao.
Ragazzi, l'ispettore De Lucio non è più in grado di proseguire con le indagini. Lo trasferisco subito. Sto uscendo pazza. Mettete le microspie all'interno dell'edificio. La talpa è uno di noi. Dottoressa, ha bisogno ancora di me? No, per adesso puoi andare. E allora mi allontano un attimino. Grazie. Pronto? Don Saro. La dottoressa Di Causi sta uscendo pazza. Sta mettendo il microspie in tutto l'edificio. Ma devi scoppiare al fegato. Cazzo di merda. Lo sbirro è stato buttato fuori. Don Sar, l'ispettore pensava di trovare ed arrestare il commissario Caputo, uno sbirro che si fida della parola di un mafioso. Povero illuso. Sei stato bravo, Nicola. Ora dovrà trovarsi un altro lavoro. Magari come Don Casillo. Saro, mi sa che lo sbirro si è fatto seguire. Ti sei fatto seguire. Nemmeno al poliziotto sai fare. Non sai fare bene nemmeno il tuo lavoro. Cosa fatoso, risolvo il problema. O sei uno sbirro morto. Me la vedo io, Don Saro. Questa puttana la sistemo io.
poliziotto inizia a puzzare. Che cazzo ti sei messo in testa di fare? La talpa sei tu. Come hai potuto? Non ci credo ancora. Sonia, e che dovevo fare? Mi hanno minacciato me, la mia famiglia, e adesso minacceranno anche te. Antò, devi dirla alla dottoressa. Da solo non te ne esci da queste storie. Ti aiuteremo noi, fidati. Come una vera squadra, ne usciremo tutti insieme. Ok. Vado a chiamare la dottoressa. Dottoressa! Dimmi. Ho scoperto chi è la talpa. Chi è? L'ha appuntato Sofia. No! Ho sbagliato io. Arrestatelo! Che è successo? Don Mauro, prego. Florin, già si entra e risolve sta camorria. Don Mauro, i miei rispetti. Dimmi perché sei qua. Dopo il suicidio dello sbirro abbiamo bisogno di trovare un'altra talpa all'interno della squadra mobile e Don Saro dice che voi siete l'unico che ci può aiutare. Prima combinano i danni e poi vengono a rompere la minchia mia. Devi dire a Don Saro che ho dato tutta la mia disponibilità per il commissario Caputo e per il suo attendente. Ora non posso fare più niente.
Allora? Don Saro, la nostra visita non è stata per niente gradita. Don Mauro ha chiesto esplicitamente di non essere più disturbato per queste cose. Gran pezzi fotoso. Ora ci ero qui. Don Saro, ma Don Saro! Mauro, vedi che io, fino ad ora, il rifiuto non l'hai mai ricevuto. E quello che tu stai facendo per me è una grandissima mancanza di rispetto. Saru, chi sei a zona di Catania? Non è zona toi. La lascio. Mauro, perché io per i catanesi ho sempre avuto rispetto. E in commissione ho votato sì per la tua candidatura. Quasi quasi me ne sta facendo pendere. Hai 24 ore di tempo per risolvere questa camorria. La camorria è cosa toi. La camorria non è cosa mia, è cosa tua, è cosa nostra, è cosa della famiglia. Ah Mauro, le KTA sono di Don Saro, non te lo scordare. Don Saro. Il Nicotra ha 24 ore per risolvere la situazione. E se non ci riesce? Vuol dire che scoppierà la guerra. Amona. Ma veramente qua non ci sono. C'ho la barba. Mara! Dimmi papà. Ma veramente non ci sono, dove li mette la mamma? Non lo so, prova a vedere se sta di là. Fammi sta gentilezza, no? Cioè, non si capisce niente di sta casa mia cosa. Stava di là. Va bene, grazie. Grazie amore mio. Vedi come ti stai facendo bello? Brava, gioia mia. Dai, vai. Andiamo a fare la barba patina, dai. Gioia mia.
Che Mauro? Non devi da qui mia. Mi fai controllare. Don Saro, io non mi fido manco dei miei coglioni. E fai bene. Hai novità da comunicarmi? Tutto risolto, Don Saro. La nuova talpa si è messa a disposizione della famiglia. Questa sì che è una bella notizia. Oh Florin, preparati, perché iniziando da domani facciamo il giro di tutti i capifamiglia. Così facciamo capire chi prenderà il mio posto. Poi ti devo raccontare anche una cosa sopra mia figlia. Di te mi fido. Ci vediamo domani. Ciao. Don Saro, ma non è rischioso passeggiare qui, così, senza protezione? Soprattutto voi, che siete un latitante. Florin, nemmeno se qui ci fosse l'esercito ti salveresti. Quando vogliono colpirti ti colpiscono come vogliono e dove vogliono, ricordatelo. A proposito, Florin, lo Stato mi vuole vedere marcire in carcere. Io ti ho promesso di metterti a Palermo, a capo della famiglia dello Zenno. Io questo l'ho sempre apprezzato, Don Saro, e spero sinora di essere stato all'altezza. Sì che lo sei stato, ma il compito che sto per affidarti potrebbe cambiarti la vita, nel bene e nel male. Presto sarai tu a prendere il mio posto, il capo della cupola. Ma devi stare attento, Florin, perché al cadere ci vuole un attimo. Ho avuto un grande maestro, che mi ha insegnato pure a vestirmi. Io sono pronto. Cerco di portare mia figlia lontana da questo inferno. La Svizzera sarebbe perfetto, dagli zii. Quando volete farla partire? Settimana prossima. Ci pensa tu? E me lo chiedete? Mi muovo subito per organizzare il volo. E fatilla sta barba Florin, che pare un talebano. Buongiorno, Don Saro. Donna Consuela, buongiorno. Buongiorno. Ma che cosa avete fatto alla mano? Un piccolo incidente di percorso. Ah, prego, prego. Grazie. Accomodatevi. Prego, prego. Accomodatevi pure. Grazie. E allora? Ho saputo del massacro della famiglia di Don Mimmo Barresi. Sono stato costretto. Non gli è andata giù, che avevo affidato gli appalti catanesi a voi. Ah, sì. E perché? Perché siete una femmina. E voi? Permettete a un vostro picciotto di aprire la bocca senza il vostro permesso? Donna Consuela, Florin, un picciotto fidato, si può permettere. Io non mi fiderei così tanto di uno che sputa nel piatto dove ha mangiato. Mi consenta, Don Saro. Avete ragione, donna Consuela. Ma credetemi, per me, Don Saro
È come se fosse un padre. L'opportunità che mi ha dato lui non mi è mai stata data da nessuno. Diventare capomandamento nella mia amata Palermo. Lo Zen. Ecco, perché io non traderò mai la fiducia che lui mi ha dato. Basta così. Va bene, Don Saro, ma come avete deciso di muovervi? Con tutte queste forze dell'ordine che vi cercano ovunque. Ecco perché ho portato qui lui, Florin. Se dovesse accadermi qualcosa, è lui che prenderà il mio posto. Ok, Don Saro, va bene, ho capito. Voi comunque lo sapete. Qualsiasi cosa avete bisogno, non esitate a chiedere. Io non potrò mai dimenticare quello che avete fatto per la mia famiglia. Grazie. Quello che io vi chiedo è di continuare a fare bene il vostro lavoro. E se mi posso permettere, se volete avere più rispetto della vostra gente, rispettatele, assecondatele di più, ascoltatele. Come si suol dire, mangia e fai mangiare. Amore Florin. Prego. Vi ringrazio, donna Consuela. Amonino, Florin. Arrivederci. Papà, Amore mio, come stai? tu come stai? Tutto bene? Stai studiando? Sì, ho studiato tutto il pomeriggio. Brava, seccona mia. Brava. Ti raccomando perché poi mi informo con le maestre, eh? Va bene. La mamma? La mamma è uscita, penso che sia uscita con la zia a fare la spesa. Io devo andare adesso però. E tu dove vai adesso? Che lo sai com'è la mia situazione particolare. Ogni tanto mi faccio vedere. Va bene. Dai, ciao. Buongiorno, Don Barrano. Donna Gina, sempre più elegante voi. E voi sempre come al solito, sempre gentile. Prego. Donna Gina, io credo che il vento stia cambiando. Che succede, Don Saro? Così mi fate preoccupare.
Guardi che bello. Sembra di poter allungare le mani e pigliarsi tutto. Don Zaro, sembra. Ma voi vi siete presi già tutta la Sicilia e anche l'Italia. Che volete ancora? Lo so, donna Gina, e questo è il problema. Non voglio perdere tutto quello che ho costruito in questi ultimi anni. Devo sapere qualcosa? Vedete, donna Gina, io per la mia famiglia sono stato sempre disponibile. A voi vi ho messo a capo della famiglia del mandamento di Gela, a donna Consuela a capo della famiglia del mandamento di Catania e così via. Un capo per ogni città. Diciamo che ho accontentato un po' tutti. Però a rischiare sono io. Se finisco dentro non esce più. Se mi permettete mi sento in dovere di chiedervi una cortesia. Ditemi. Florina, vieni qua. Lui sarà il mio successore, colui che prenderà il potere in assoluto, il capo della cupola. Voglio che voi in mia assenza organizzate una riunione con le famiglie, cercando di convincerle. E se non ci riuscissi? Vuol dire che sarò costretto a farlo io. Florin. Ditemi, Don Zaro. Tu domani per qualche mesetto te ne vai in Svizzera. Sei troppo prezioso. Ti posso perdere. E poi Cosa Nostra non può rimanere scoperta. Capisco. Vattene, Florin. E fai buon viaggio. A presto, Don Zaro. Pronto, maresciallo? Datemi una bella notizia che ne ho bisogno. Minchia. La faccia la bella notizia. Vi posso dire che me l'aspettavo. Vuol dire che mi vado a riposare un po'. Sono tranquillo. Vuol dire che è arrivato il mio momento, maresciallo. Non è colpa vostra. Anzi, vi ringrazio. Ma una cosa è sicura, maresciallo. Cosa Nostra non finirà mai. Salutiamo. Che la faccia una bella notizia.
Oh Luigi, ti muovi! Forza che non mi sprechiate! Ti muovi! Buonasera e benvenuti a questa edizione straordinaria del TG24 Info News in Scemi Sicily. Oggi è un giorno memorabile che segna la storia della mafia. Cade la testa di Rosario Barrano. E i giudici di Caltanissetta cercano di colpire mandamenti più forti per evitare che ci sia chi alzi la testa per occuparne subito il posto. È una strategia tesa a scompaginare ulteriormente Cosa Nostra. Nelle intercettazioni risulterebbe che durante una riunione in un casolare abbandonato nel Nisseno, il volere del boss Barrano è quello che in caso della sua cattura prenderebbe il suo posto Florenzo Durante d'Ausilio, detto Florini. Dai Mara, dai, non piangere, ci sono io qui con te. Me l'aspettavo tutto. Lo so. Ora usciamo, facciamo qualcosa, va bene? Guarda il super latitante, il boss Saruzzo Barrano trovato ed arrestato. Sentiamo la dottoressa che ha coordinato le operazioni. Oggi lo Stato ha dimostrato la sua tenacia e la sua determinazione nel fronteggiare la criminalità organizzata. L'arresto del Barrano, infatti, dimostra che il bene vince sempre sul male. Ecco, lo Stato vince sempre. E adesso parliamo di sport. Il Palermo vince ancora 2-0 sul Parma e punta la vetta. Con entrambi. Caro cittadino europeo, muoviti come vuoi purché non inquini. L'automotive ha un fatturato di oltre 40 miliardi, 82 nelle 3 regioni insieme. La logistica vale 32 a fronte di 57 miliardi complessivi. Adesso parliamo di cronaca, perché ieri sera in Sicilia è stato catturato ed arrestato il pericoloso boss che governa Cosa Nostra, Rosario Barrano, scappato dal carcere di massima sicurezza della città. Era nascosto come della sua città, in scemi, aveva fatto perdere le tracce nascondendosi nelle varie campagne del paese. Tutti sapevano, ma nessuno parlava, dichiara la dottoressa. Pronto, Mara? Non fare così. Cerca di rimanere calma. Io arrivo subito, ma tu stai calma per favore, Maru. Dai, affronteremo anche questo. Dì a Ludovica di rimanere lì ancora un po'. Il tempo che arriviamo io e la zia.
Adesso dobbiamo essere forti. Donna Matilde. Don Saro mi ha molto parlato di lei. Ha tanta stima verso la sua persona. Stessa cosa io, padrino. Che fa? Che succede? Forse non sa che Don Saro stanotte è stato arrestato. Da oggi sarà lei il capo della cupola, ma da latitante. Arrestato? Da latitante? Perché? È stato disposto un mandato di cattura nei suoi confronti. Tutti i giornali ne parlano. Ho promesso a Don Saro che mi sarei preso cura della figlia. E in qualche modo farò. Adesso lasciatemi solo. Prego, padrino. Donna Matilde, ho riflettuto molto stanotte. Credo che non sia più il caso che io rimanga in Svizzera. Tornerò in Sicilia e mi occuperò direttamente degli affari di famiglia. Ma mai in gabbia. Ben detto, padrino. Cercherò di organizzare il viaggio di ritorno con cura. Bene. Non sarà facile, ma abbiamo delle conoscenze dappertutto. Cerchi di stare il più vicino possibile alla figlia e alla moglie di Don Saro. E soprattutto mi tenga informato per ogni cosa. Certo, padrino.
Ragazzi, come sapete Don Saro è stato arrestato. Adesso ci sono io al comando, perché è così che lui vuole. Attenzione però, non cambia niente, resta tutto invariato. Padrino, invariato. Don Saro ultimamente ci aveva promesso il 20% in più del fatturato degli affari dello spaccio. Così sarà. Il volere di Don Saro non si mette in discussione, verrà sempre rispettato. Il 20%? Picca assai. Picceri, hai ancora la bocca fatta di latte. Puliscila, quando pare con mia. Sia ben chiaro per tutti, hanno arrestato un galantuomo, uno che non ci ha mai fatto mancare niente, uno che ha dato da mangiare a tutti. E io continuerò a portare avanti il volere del mio maestro, costi quel che costi, con le buone o con le brutte maniere se è necessario. Dice bene, padrino. Padrino, a disposizione. E ora al lavoro, ragazzi. Lo Stato ci ha fatto un brutto regalo, ci ha fregato un sacco di piccioli e noi ora ce li riprenderemo.